Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Oggi ci troviamo nuovamente all'interno della nostra mappa. Come potete vedere la situazione è abbastanza critica, però prima di cominciare con il video vi volevo dire che in questi giorni non sono riuscito a caricare video perché sono stato parecchio occupato e lo sarò anche successivamente nei giorni futuri. Infatti non so precisamente quando caricherò il prossimo video e di che cosa soprattutto. Volevo provare un po' Fortnite, infatti questi giorni mi stavo esercitando parecchio, anche se ancora non è che sono abbastanza bravo. Infatti su 100 partite ne vinco una, quindi volevo prendere un po' la mano e poi caricare qualche video. Qui su Tropico la situazione si è complicata parecchio perché nonostante le fazioni principali ci amino e abbiamo quasi 1200 votanti dalla nostra parte, 507 qui, 330, 420, 249, siamo a posto da questo punto di vista. Il problema è che il cibo è calato sostanzialmente con le rivolte degli anni precedenti a livelli bassissimi. Anche la sanità. La sanità. Ora io ho aumentato un attimo il budget, però sia sanità che cibo sono calati drasticamente. Le abitazioni invece si sono sistemate a questo livello ormai. Religione a posto, sicurezza a posto. Il problema sono questi due valori. Ma perché si sono abbassati? Perché tutti sono scappati i contadini dalle campagne, tutti i contadini sono scappati per via di queste rivoluzioni e quindi non siamo riusciti più a controllare un po' tutto. Infatti, come potete vedere, qua addirittura qua continuano le persone a ribellarsi, anche se cioè noi stiamo facendo il massimo, abbiamo costruito un'isola per queste persone, nonostante tutto continuano a romperci le scatole. L'esercito non ci può vedere più ormai e quindi siamo un po' preoccupati perché penso che la partita finirà molto presto. Io in tutte queste basi militari ho aumentato, ecco, un attimino che, ecco, l'audio, purtroppo ho la scheda audio che si sta rompendo, ma comprarne un'altra al momento non voglio perché questa che ho è costata davvero tanto e adesso che si sta rompendo non voglio sostituirla perché dovrei spendere non so quanto, quindi ogni tanto perdo l'audio. E vediamo. Cosa stavo pensando? Va bene, qua il problema non è questo, il problema è la fedeltà dell'esercito che col passare del tempo diminuirà drasticamente. Potranno esserci anche delle vere e proprie rivoluzioni continue, quindi io aggiungerei torrette di guardia proprio a tutta forza, rimuoverei anche questo parcheggio perché ragazzi dobbiamo cercare di resistere. Ormai questa la possiamo anche eliminare. Ok, facciamo tutto, cancelliamo tutto. Ok, difesa della torre, potete vedere. Devo cercare di barricarmi il più possibile qua. Vediamo cos'è questo. Via. Ecco, mettiamo delle belle torrette per difendere la nostra strada. Perché no? Ah, fondi insufficienti, ok. Sono finalmente riuscito a parlare con un... Ok, nessun Signor pasto Presidente, gratuito. Non la mette. Allora, pensate, in tutti questi anni ci sono anche stati pasti gratuiti per tutti. E le persone continuano a crearci problemi. Io adesso non posso concentrarmi su queste missioni perché? Perché siamo un po', come dire, alle strette. L'unica cosa che possiamo fare ora è cambiare la Costituzione nel prossimo mese e cercare di portare dalla nostra parte i militaristi completamente. Ma completamente cosa? 80% dalla nostra parte, quindi siamo a posto. Questo è il problema. Vediamo adesso cosa fare. 39%, qui la situazione va discretamente a livello di occupazione nella zona turistica. Ma non lavora, no, vedete, non lavora più nessuno. Ecco, 80 persone sono morte di fame. Ma perché? Perché nei supermercati non c'è nessuno che vende il cibo. Io devo assumere dall'estero qualcuno a questo prezzo. Ecco, le scuole superiori ci sono. L'università c'è pure. Ok, siamo pronti a... Giochi olimpici, vediamo se possiamo fare felice qualcuno. Sono finalmente... Ecco, ma il problema è sempre lo stesso. Qui le persone neanche arrivano a... Potete vedere, è strano perché c'è questo indicatore che dice che non c'è nessuno che lavora, ma qua ci sono i soldati. E questo è il problema. Protesta? Siamo a un passo. Ok, aumentiamo un po' la velocità, via questo. Siamo a un... Aumentiamo la considerazione del Medio Oriente. Ecco, invitiamo, facciamo la Cina, la
no, non la lodiamo. Emaniamo l'editto Summit internazionale e così possiamo mandare una Mi delegazione. sono incontrato con... Ecco la nuova richiesta, dobbiamo avere un incremento di energia del 200%. Lo faremo se la situazione esiste. Qua all'aeroporto non lavora più nessuno, devo aumentare io. Perché non lavorano più? Giochi olimpici credo che li possiamo adesso fare. Presidente, ho sempre voluto vedere le Olimpiadi. Sono davvero emozionato. Proviamo $1000 per ogni ribelle, se ce n'è. Oh, guardate quanto abbiamo preso per i ribelli. Abbiamo, in pratica quello era... Ecco, la partecipazione alle Olimpiadi ci ha fruttato $56.000. Ogni ribelle ci ha fruttato $1000 perché abbiamo inaugurato un gioco simile che aveva a che fare con i ribelli. Ci sono 56 ribelli a quanto vedo. Va bene, a questo punto, arrivati a questo punto, vediamo... Che cosa possiamo fare? Guerra fredda? No. Separazione dei rifiuti al momento non ci interessa. Campagna denigratoria. La fazione scelta perde sostenitori in misura basata sulla popolarità del presidente. Anche i sostenitori residui vedono calare il proprio supporto. Proviamo a eliminare. Industriali adesso ce l'hanno con noi. Ecco qua, industriali, 209 votanti, nazionalisti, Allora proviamo ragazzi a fare questa cosa. Campagna denigratoria non abbiamo selezionato la fazione. Pensavo si dovesse selezionare. Va bene, elezioni anticipate. Martedì grasso, aumentiamo la felicità delle persone. Legge marziale, lasciamo perdere. Scopi dei cittadini con capacità speciali, no. Raccolti OGM sì, per migliorare la qualità, oddio, per aumentare I quindi raccolti geneticamente modificati il sono cibo. stati una grande delusione per me. Alla fine non ci spuntano le pinne dopo averli mangiati. I nostri cervelli rimangono sani e non abbiamo neanche visto grandi stravolgimenti della flora locale. Ah, In ecco. pratica non esiste neppure uno degli effetti negativi in cui speravo. Potete fare di meglio, scienziati, potete fare di meglio. Allora, stavo pensando, mettiamo un nuovo laboratorio scientifico nella speranza di scoprire qualche nuova... qua non ci lavora nessuno, però qualche nuova... Ecco, facciamolo subito perché non abbiamo tempo da perdere. Qua 2 secondi e si ribellano tutti. Ok, e una nuova università la mettiamo qui vicino alla nuova zona, diciamo, turistica, che fa anche, dà anche un senso di prestigio e di, cioè, Presidente, estetica. i nazionalisti sono più... $8.000 nel nostro conto in banca, incrementa tutte le importazioni, poi vedremo. Intanto siamo al 38% e vediamo un pochettino. Ok, possiamo mettere... No, la polizia segreta no. Anzi no, sì, va bene, proviamola. Polizia segreta nei porti non lavora più nessuno, come potete vedere. Ah, ecco qua. 40%. Potete vedere, la felicità sta oscillando tra un valore e l'altro. A questo punto, ricerca sulle staminali. Tutte le linee che forniscono punti di ricerca, aumenta anche il budget, non ci importa. E mettiamo anche le droghe legalizzate per aumentare il turismo. Vediamo quello che succede. Qua non lavora più nessuno, forza, aumentiamo. Ragazzi, dai. Non è possibile. Ma perché ci sono 2? Ah, ecco. Perché non hanno grano. Ma il grano adesso noi lo compriamo da fuori. Commercio. 3 navi. Miglioriamo qua. Carpenteria navale. Abbiamo una nave aggiuntiva per ogni porto. E con questa nave in più che abbiamo, perché è l'unico porto attivo, vediamo di comprare Cari ascoltatori, grano. lasciate che vi dica un segreto. Nel tentativo di rilanciare l'industria nazionale degli occhiali da sole, il presidente ha approvato la creazione di una nuova agenzia segreta. Shh, non ditelo a nessuno. Qua la storia è che tutti non lavorano Adoro più. Tropico Questo al chi è? tramonto. Leader capitalisti. 36% ragazzi. Ecco. Fame, è morto di fame. Ma com'è possibile che è morto di fame? Cioè, 150... Allora, le fattorie di grano ce le abbiamo. Se andate a guardare i video precedenti, ecco, sono tutte qua. Hanno anche la coltivazione selettiva. E che per far ritornare il grano... Grano, eccolo qua. Caffè, vabbè. Però per farlo ritornare nelle tavole, per far ritornare il pane a tavola delle persone,
ci vuole tempo, perché se ci sono stati anni di rivolta e anni di guerra, ci vuole un po' di tempo. Ecco qua, facciamo così, altre piantagioni di grano. Ecco, la miniera qua di carbone. No, qua c'è il carbone, Eccola qua. E io direi questa centrale qua di eliminarla ormai, perché abbiamo un'energia... Ah no, quale eliminarla? Vediamo un po'. Non mi dite che l'uranio è finito qui. E l'uranio è finito, al solito. Altra crisi energetica. Ma perché? Perché l'uranio qua c'è, non è che non c'è. Vabbè, ora la miniera è ferma perché non si lavora. Però c'è stato un attimo... Ora, prima di far arrivare qua l'uranio, lo sapete quanto tempo ci vuole? Così tanto tempo che tutto si spegne, le cliniche, gli ospedali, e quindi automaticamente le persone iniziano ad arrabbiarsi nuovamente. Abbiamo manipolazione sociale, scegli la fazione, la rendiamo la più importante, quella dei militaristi. Ok, per cercare di tenerli sempre sotto il nostro controllo. Vediamo un po' qua. Abbiamo intanto scoperto i nuovi appartamenti moderni, ma non abbiamo il tempo di collocarli. Ecco, l'offerta di automobili è stata completata. Ecco qua, infatti. Presidente, la mia carriera... Ed ecco che, ragazzi, arriva un altro tornado per mettere un po' di tranquillità nella nostra zona. Vediamo qua, ecco, senza energia, tutto fermo. Tutto fermo. Perché qua si sono ritirati da questo lavoro della nostra miniera. E addio. Ecco, adesso stanno lavorando, ma prima di riportare tutto l'uranio che c'è qua... Sono tornato in piena forma. Ora posso Una sottostazione elettrica distrutta. Ora, vediamo qual era. Vediamo qual è quella interessata. Dovrebbe essere... Sono infuriato. Ed ecco, infatti... La canzone è per tutti i prodi soldati che si addestrano per essere pronti a combattere. Devo dire che queste esercitazioni militari stanno diventando fin troppo realistiche per i miei gusti. Allora, colpo di stato militare. Come potete vedere, qualche soldato Attendo ordini. è dalla nostra. 4, un paio di carri armati, qualcosa. Qualcuno ancora ci sostiene. Comunque, qua è andata giù una sottostazione elettrica. Vediamo dove, perché qua sembra tutto connesso. Ora vediamo se riusciamo a trovarla. Comunque, colpo di stato militare significa che i soldati si sono ribellati e ce l'hanno con noi. E quindi vediamo quello che succede. Ecco, guardate, i nostri carri armati, altri soldati. Qua non spara nessuno. Perché no? Che a chi stanno sparando? Dov'è? Presidente, Ok, vabbè, aerodromo sbloccato. Qua c'è un ribelle nella base militare che è appunto un soldato. Soldi dall'Unione Europea. E guardate, qua abbiamo la mitragliatrice principale che spara. Cerca di fare un po' di danno. Qua in centro tutte queste torri di guardia sono vuote. Possiamo invitare dei lavoratori stranieri, almeno ci rispettano di più. Buonasera. Accettiamoli tutti. Vediamo. Dove erano le nostre squadre verdi? Ah, eccole qua. Sono partite proprio alla difesa. Eccoci qua. Ok, attacchiamo i soldati nemici nelle vicinanze. Cerchiamo di farli stare un po' calmi. Intanto qua i nostri jet non fanno fuoco perché non ho messo il fuoco a volontà. Al momento abbiamo ancora delle unità. Potrebbe essere pericoloso per loro. Dove sono? Oddio, sono là sotto. Proviamo a bombardare. Dai, fuoco a volontà, ragazzi. Sono belli lontani da un po' tutto. Ecco qua. Non faresti mai del male a una donna, vero? Oddio, questi jet non è che fanno tanto male. 200 di danno ogni colpo. Dico, sono, sì, un po' fastidiosi sono, ma non è che sono definitivi nella battaglia. Ecco, vediamo se arriva un'altra ondata di jet. Eccoli che partono, eccoli, guardate. Adesso sono vicino alla città e dobbiamo stare attenti. Ok, basta. Basta. Tutto qui quello che sai fare? Alcune persone stanno protestando, ma io devo stare attento a quello che succede. Vediamo se abbiamo qualche soldato. Ok,
Ci rimane una squadra sola di carri armati. Qua dai, fuoco a volontà. Sono ancora lontani. Mai far arrabbiare una donna. Vai. Vai. Qua chi è questo? Saluti! Ah, un ribelle. Non ho neanche i soldi per farlo fuori. Ed ecco altri missili. Stiamo venendo a prenderti. 200 di danno. 200 di danno fanno. Ecco qua. Il dovere di un nostri carri soldato armati non è li mai aspettano, compiuto. ma come potete vedere hanno 3.000 di vita. Questi ne Sarà hanno una cosa 6.000 e 7.000. Le torrette di guardia, se non le distruggono prima, non li Stiamo distruggono venendo prima, a prenderti. in fiamme. 74.000 dollari di debito, non lavorando più nessuno qui nel porto. Non possiamo esportare perché i porti sono fermi. Sono fermi anche se la paga è massima. Ma chi lavora durante questo colpo di stato? Nessuno. Presidente, mi sono deciso. Vabbè, comunque la fame è diminuita, 49. Non ci vogliono più, è questo ragazzi il discorso. Ecco, i carri armati si sono... Oh, basta. Basta. Attendo ordini. Viva il presidente! I nostri carri armati ragazzi sono attivi, stanno cercando di combattere. All'attacco! Tutto qui? Li hanno fatti a pezzi. Fuoco a volontà nuovamente. Vediamo un po'. Stiamo per perdere questa battaglia, ma non sono intervenuti neanche i nostri soldati del palazzo. Ecco, come potete vedere, Tutto qui quello che sai rimangono fare? i jet dall'alto. Qua stanno sparando. Mettiamo un tattico nel palazzo. O nella piantagione di ananas. Qua volevo il tattico io. C'entra la piantagione di ananas. Vediamo se riusciamo a farli a pezzi, ma io penso Seguiamo di no. il vento del cambiamento. Sono belli duri questi Mai carri far armati qua. arrabbiare una donna. Penso proprio che ce lo butteranno a terra il Come palazzo. posso esserti d'aiuto? Ecco, stiamo cercando di Pagherai per bombardarli, le ma tue colpe. ci serviva anche un'altra squadra di fanteria, l'avrebbe contrastati. Vediamo. Qua c'è Vai il a rompere presidente. da un'altra parte. Arrenditi e vivrai. 4.000 contro Potrò combattere. Non faresti 4.000 mai e del male 2.000. a una Forse donna, ne riusciamo a vero? distruggere uno, ma l'altro penso ci farà fuori. Vediamo. Arrenditi 1.800. e vivrai. Stiamo venendo a 1.500. prenderti. No ragazzi, la partita penso che è finita. Che c'è ora? Non ce la facciamo, ci si sono ribellati. Non sono entrati in gioco tanti soldati che avevamo. La Stiamo portaerei è venendo a l'unica che prenderti. La portaerei è l'unica che ci dà un po' una mano. Vediamo un po'. Arrenditi e vivrai. Altri soldi agli Stati Uniti, ma come potete vedere il debito adesso è altissimo. Ci sono qua pochissimi soldi, non ci possiamo riprendere. Ovviamente. Vediamo come sta andando. Si continua il presidente. Eccolo qua, cerco di Pagherai entrare per dentro. le tue colpe. 610 contro... Tutto qui? Forse il tattico che ho messo la rende bella tosta la struttura, forse. Ecco, potete vedere, Arrenditi fuori uno, e ne rimane un vivrai. altro. Ma non abbiamo più è finita la L'economia partita. globale, gli illuminati e il cattivo tempo e una maledetta sfortuna. Tutto questo insieme ti ha fatto perdere. Prima di uscire lascia la barba e il berretto sulla scrivania. Ragazzi, la partita è finita. Questa serie si è conclusa qui. Spero che questa serie vi sia piaciuta, anche se potevamo fare molto meglio. Però già che siamo riusciti a sopravvivere tutto questo tempo, diciamo, sono usciti fuori non so quanti episodi, però ce la siamo cavata. Va bene? Quindi questa serie su Tropico è terminata. Speravo di arrivare anche un po' più avanti, tirare su almeno 2-3 video per completare anche tutte le ricerche, ma come avete visto ci hanno massacrato prima. Siamo riusciti a completare però diversi obiettivi, potete vedere. L'ultimo che abbiamo sbloccato, se non sbaglio, eccolo qua, difesa della torre, costruire 20 torri di guardia. C'era ancora qualche altro obiettivo, ma così va bene, dico, c'erano anche questi. Beh, questi sono per il multigiocatore, però comunque la partita penso che è andata bene. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non so quando caricherò
dei nuovi gameplay, perché ve l'ho detto sono molto occupato in questi giorni, forse nel weekend diciamo avrò qualche momento libero, però principalmente cercherò di fare Fortnite, perché per adesso gestionali non so. Avevo visto questo Sea of Thieves, però visto che uscirà per Xbox One o anche per PC non ho capito bene. Se esce per Xbox One e basta, allora non lo prendo, perché dovrei comprare l'Xbox One, non ho intenzione di comprarlo perché costa parecchio. Il gioco però mi piace tanto, vorrei giocarlo perché ambientazione piratesca, navale, lì molto interessante. Però vediamo, se esce per PC forse lo prendo, però ancora ci vuole per il 20 marzo. Alcuni mi hanno detto Far Cry 5, non lo so, non penso Far Cry 5 di prenderlo per una questione anche di tempo, non so, però vedremo. Come gestionali per adesso mi fermo qui, però procederò più avanti con qualche video di Fortnite. Quindi ragazzi, ci becchiamo al prossimo gameplay. Fatemi sapere sempre che cosa ne pensate. Ciao a tutti.